Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1237 di oggi, lunedì 20 di luglio e l'anno del Signore 2026. Ha toccato, disse Tito Stagno. No, non ha toccato, gli rispose in diretta Ruggero Orlando. Ci fu un momento un po' di qui pro quo, ma alla fine quella notte l'uomo arrivò sulla Luna, 20 luglio 1969. Questi erano infatti Jamiroquai, Everybody's Going to the Moon del 2001. Ma ieri notte sulla Luna c'è andata anche la Spagna e tra poco sentirete direttamente da Barcellona la nostra Anna Maria De Luca che ci racconterà com'è stata questa nottata di festeggiamenti. Io vi ricordo come sempre, date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294-7222 per le vostre telefonate quando ve lo dirò io. Ma adesso, signore e signori, se sei pronta, Natalia, diamo voce alla nostra Anna Maria De Luca che ci racconta la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio direttamente da Barcellona. Vai pure, grazie. Eccomi Antonino, sono ancora per strada qui a Barcellona da ieri, praticamente bandiere rosse che sventolano da ogni finestra, clacson che hanno suonato ininterrottamente tutta la notte, canti che si rincorrevano da una piazza all'altra. È stata una gioia meravigliosa per tutta la città, ma una gioia ancora più grande perché a decidere la finale è stato proprio un giocatore cresciuto proprio nel vivaio qua di Barcellona, Ferran Torres, che appunto ha regalato il gol scudetto di questa serata pazzesca. Io personalmente sono andata con alcuni amici al forum, ti ho mandato delle immagini, sono andata con la metro visto che a Barcellona i mezzi pubblici funzionano meravigliosamente a differenza che in Italia, e già in metro era una festa di speranza chiaramente perché nessuno poteva sapere che ci saremmo andati incontro ad una partita così tanto sofferta. Arrivati al forum, come puoi vedere dalle immagini che ti ho mandato, ci sono stati grandissimi controlli di polizia per appunto impedire che si potesse entrare con bottiglie, e devo dire che nonostante la quantità incredibile di gente che era presente al forum, la serata è stata una festa molto sofferta, molto tranquilla, non c'è stato nessun incidente, nessuna persona si è ubriacata, nessuna persona ha avuto comportamenti strani. È stata un esempio di grande civiltà qui a Barcellona per tutta la durata della
della partita ma anche dopo, perché almeno da quello che so finora non c'è stato nessun incidente neanche durante i festeggiamenti, è stato un clima di pura euforia collettiva che è andato avanti fino alle luci dell'alba e per me è veramente meraviglioso poter essere qui perché è una notte indimenticabile per la Spagna. Grande, grandissimo paese che amo, adoro, che merita in pieno questa vittoria, ma anche per me, perché è una di quelle notti che non si dimenticano mai. Pensa che le Ramblas, che un attimo prima sembravano addormentate in questa sera d'estate, dove tutti quanti erano appunto o al forum oppure nelle case o nei bar per vedere la partita, improvvisamente si sono riempite di corpi, di voci, di bandiere che sventolavano come ali, c'era rosso dovunque, sui balconi, sulle spalle dei bambini. Una bambina mi ha fatto morire perché l'ho vista uscire di casa con la sua macchinina piccolina, sai, le macchinine giocattolo, e si è fatta la sua sfilata pedalando nella macchinina portando la bandiera della Spagna. C'era chi rideva, chi piangeva, chi cantava, è veramente una notte meravigliosa. In tutti i bar del centro, ma credo anche fuori, schermi anche più o meno improvvisati, sono stati messi dovunque, famiglie intere incollate fino all'ultimo secondo, bambini sulle spalle dei nonni. È stata una grande, grande, grande festa di popolo, una serata meravigliosa. Un bacio a tutti, ciao! Un bacio a te, Anna, grazie della tua cronaca. Le fotografie che avete visto sono fotografie che ha scattato la nostra Anna Maria, che ringrazio ancora per la sua cortesia e disponibilità. E adesso è giunto il momento di Qui Parlamento con l'onorevole Laura Cavandoli, che vi ricordo domani sarà in onda con noi con Dentro Montecitorio, la sua bellissima trasmissione. Natalia, se sei pronta, per favore, vai pure. Qui Parlamento. Che si inserisce fra le urgenze relative ai grandi eventi sportivi che riguardano il nostro paese. Si è detto della competizione UEFA Euro 2032, il 19° campionato europeo di calcio che si svolge ogni 4 anni e che ha visto l'Italia assegnataria dalla UEFA, abbiamo detto insieme alla Turchia, e questo evento sarà all'inizio dell'estate del 2032. Viene quindi nominato un commissario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie che interessano appunto il nostro paese, perché a ottobre di quest'anno verranno scelti i 5 stadi che saranno sede di questa competizione. La proposta è ampia, si presentano lo stadio di San Siro di Milano, lo stadio olimpico di Roma, il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, il Franchi di Firenze, lo Juventus Stadium di Torino, il Ferraris, il Bentegode di Verona, il Dallara di Bologna e poi ancora il Santeria di Cagliari, oltre agli stadi, e su questo c'è un'attenzione da parte del governo, appunto di Lecce e appunto di Roma Pietralata. Con il commissario si vuole quindi agevolare il rapporto con gli enti locali e i proprietari dello stadio che nel percorso appunto di scelta della UEFA. Quindi queste diventano infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale. Vengono quindi ancora stanziati 15 milioni per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, destinati anche in questo caso agli ultimi interventi infrastrutturali necessari a assicurare la perfetta riuscita dell'evento. I giochi inizieranno fra un mese a Taranto e ancora una volta quest'anno, dopo il successo delle Olimpiadi invernali, il nostro paese avrà una ribalta internazionale per gli eventi sportivi, un'occasione quindi anche per i nostri atleti di gareggiare in Italia con il supporto del proprio pubblico sugli spalti. E poi grande attenzione e contributi per l'America's Cup di Napoli. Ci sarà il prossimo anno, è un evento che in questo decreto viene richiamato per permettere l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione di questa 38ª edizione e poi per prevedere l'esonero, i rimborsi IVA per le imprese extra UE che si occuperanno dell'acquisto e dell'importazione di beni e servizi in Italia. Inoltre sono previste anche agevolazioni per permettere l'assunzione a tempo determinato del personale che serve proprio per realizzare la manifestazione. Si interviene anche sul decreto legislativo 9 del 2008 che regola i diritti audiovisivi dello sport, tematica a cui sono particolarmente legata perché era oggetto il primo decreto legislativo qualche anno fa, ahimè, della mia tesi di dottorato.
Qui si vuole, e questa è l'idea appunto della regolamentazione sui diritti audiovisivi dello sport, si vuole sfruttare l'elevato ricavo dei diritti premium dei campionati maggiori in funzione mutualistica, e quindi durante la fase referente noi della Lega presentato un emendamento, abbiamo accettato la riformulazione unendolo a quello dei colleghi, appunto perché correggesse proprio la problematica che per il campionato professionistico della Serie A femminile e della Serie C maschile. Ringraziamo anche il ministro Bodi, che anche con l'aiuto del ministro Giorgetti, insomma, anche ha riuscito ad accogliere questa correzione, e in questo modo si sono trovate anche risorse da distribuire a favore del settore giovanile, che insomma è quello che più ci interessa. Importante è sempre il fondo dote per la famiglia, questo articolo 7, appunto, che agevola le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro per l'avviamento e il sostegno allo sport dei ragazzi fra i 6 e i 14 anni, viene finanziato con 2 milioni di euro per il prossimo anno. Ecco, sull'articolo 8, sì, noi abbiamo posto una serie di criticità, abbiamo evidenziato una serie di criticità proprio perché c'è una riorganizzazione dell'Unione Italiana Tiro a Segno, che è un ente commissariato da quasi 2 anni e che ora vuole commissariare tutte le altre sezioni nazionali. Insomma, abbiamo tanti dubbi, e per questo abbiamo presentato emendamenti anche in aula per correggere lo spirito accentratore della riforma. Noi restiamo della Lega, restiamo territoriali, restiamo autonomisti, e questo spirito accentratore va, se non altro, evidentemente ad affossare quella che è l'autonomia gestionale delle sezioni territoriali. Lancio però una provocazione formale, perché mi chiedo se veramente si può pensare di riorganizzare la pratica del tiro a segno a livello nazionale, che ha una tradizione ultrasecolare, con un articolo di 26 commi in un decreto legge, senza che sia stato preventivamente oggetto di una concertazione, tantomeno oggetto di un tavolo preparatorio. Altre norme importanti prevedono chiaramente eventi eccezionali come la visita del Papa a Lampedusa e l'8° centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E infine una norma che interessa a tutti, che è la carta d'identità. Viene salvata la validità del documento cartaceo nei rapporti pubblici e privati che sono sorti antecedenti al 3 agosto 2026. Inoltre si permette che il documento cartaceo resti valido nelle more del rilascio del documento elettronico. Ne approfitto velocemente per spiegare l'importanza della carta d'identità elettronica, che è la chiave di accesso che permette a tutti i cittadini di autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo e di tutte le pubbliche amministrazioni. Grazie alla CIE poi i cittadini non devono perdere tempo per farsi rilasciare credenziali differenti da ogni amministrazione, ed è anche valida per i servizi online degli altri paesi comunitari. Quindi non solo sostituisce lo SPID a livello nazionale grazie all'app CIE ID, ma sempre gratuitamente permette di essere utilizzata per autenticarsi in tutti i paesi della UE. Ultima notazione, abbiamo presentato per l'Aula un emendamento importante, forse banale, ma che può dare risposta immediata a situazioni drammatiche nelle more dell'approvazione della proposta di legge sulle piscine che è in sede referente proprio qui alla Camera, alla Commissione 12ª. Ecco, quella PDL si occuperà dei requisiti strutturali delle piscine e delle vasche idromassaggio. Noi qui proponiamo di mettere obbligatorio l'utilizzo della cuffia nelle piscine e nelle vasche idromassaggio pubbliche o aperte al pubblico per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni. Vogliamo dare una risposta immediata che non esime i gestori dalla vigilanza degli assistenti bagnanti e non esime gli stessi dalle modifiche tecniche che limitino la pericolosità dei bocchettoni aspiratori. Però con l'obbligo della cuffia oggi possiamo evitare altri gravi incidenti che coinvolgono soprattutto bambini. Quindi proponiamo di limitare la misura agli under 16, perché le statistiche segnalano che questi incidenti coinvolgono appunto ragazzi fino ai 14 anni. All'inizio di questa seduta i gruppi 5 Stelle e PD hanno portato l'attenzione sui recenti tragici eventi che si sono verificati nelle piscine peraltro ricreative. Ecco, noi chiediamo agli altri gruppi e al governo di unirsi a noi in questa richiesta per dare una risposta
semplice, immediata, che possa evitare le tragedie per altri ragazzi. Grazie. Grazie Presidente. Oggi... Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. La linea, Antonino.
Grazie Natalia, alle 18:39 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ennio Morricone, Le Chevatim, Gam Gam del 1993. Questo è il salmo che recitavano gli ebrei quando andavano ai forni. Negli anni 90 questo pezzo è andato nel film Iona che visse nel ventre della balena, ma anche ne è stato fatto un pezzo dance molto ballato nel 1994. Tanti lo hanno ballato senza nemmeno sapere di che cosa si trattasse. Parliamo di Israele, parliamo di israeliani, parliamo del fatto che qualche fenomeno ha deciso di varare un modulo da riempire per segnalare gli hotel e le strutture che accolgono israeliani per eventuali manifestazioni. Chi è che lo fa? Quelli del Global Sumud, che guarda caso sono quei signori che ogni volta in cui si dice loro scusate, ma i soldini per la flottiglia chi è che ve li dà? Non hanno mai niente da dire. Io ne ho parlato con Francesca Musacchio e la cosa vi assicuro che è stata molto interessante. Vai pure Natalia. E allora la mia ospite di questa sera è ancora una volta la graditissima e coraggiosa e valente Francesca Musacchio, collega del Tempo. E francamente stavolta io trovo veramente imbarazzante l'argomento di conversazione, non per colpa di Francesca che grazie a Dio fa benissimo il suo mestiere da par suo, ma perché tutto questo mi rimanda indietro nel tempo a quando io ho letto un po' di documenti compulsandoli insieme all'amico professore Saverio Gentile, che è professore di storia del diritto italiano, per un libro che si chiama La legalità giuridica del male che trovate per i tipi della UTET. Cosa c'è dentro? Ci sono le lettere anonime che venivano mandate al Tribunale Speciale per la difesa della razza, dove gli italiani, con una cattiveria che è altro che italiani brava gente, segnalavano ebrei che avevano le radio, ebrei che continuavano a lavorare, cioè ebrei che non rispettavano i vari divieti delle leggi razziali, perché non è vero che le leggi razziali in Italia siano state applicate all'acqua di rose, anzi, furono applicate in maniera zelante e cattiva. E ho ripensato a quelle lettere perché mi pare che i nipoti siano vivi, vegeti e stiano benissimo in salute per questo nuovo modulo nel quale bisogna segnalare il turismo sionista, che è una cosa schifosa, anche perché tra l'altro è una segnalazione che viene fatta in maniera anonima nei confronti di alberghi, ristoranti e così via, per eventuali manifestazioni. Allora, Francesca, cosa sta succedendo qui? Intanto buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Ben trovata. Grazie. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno, è tornata la delazione, no? Che questo è il nome, possiamo chiamarla così, non c'è un altro nome. Le spie. Sì, le spie nei confronti di, in questo caso, turisti attivi, cioè turismo sionista lo definiscono anche qui, insomma, con dei termini secondo me non sanno neanche loro che cosa significano, ma comunque. E quindi si invitano tutti coloro che ricevono, che hanno ricevuto, perché adesso per fortuna è stato cancellato, ma non sappiamo se lo hanno cancellato questo modulo Google, se è stato cancellato dai creatori o da qualcun altro. Comunque risulta cancellato dopo i giornali di sabato e di domenica, insomma. Questo orrore è stato cancellato, ma nel frattempo resta il fatto, e il fatto è che comunque c'è stato qualcuno, probabilmente perché si sono tra virgolette denunciati, scrivendo in una seconda versione che i dati erano raccolti dal Global Sumud Movement, quindi ma per capirci quella roba lì della flottiglia, non so se... Ok, e si legge un test, delle domande. Allora intanto spiegavano la motivazione per cui per raccogliere informazioni sul turismo sionista, sulla una presunta colonizzazione, quindi anche acquisti immobiliari, non soltanto turismo, diciamo così, occasionale, anche compravendite, quindi
ipotizzando un'attività coloniale non si capisce bene in che modo, in che termini, e poi si chiedevano, c'erano delle domande a cui rispondere per sapere insomma dove queste persone erano state viste, in che termini, se come dire, la notizia è arrivata da un'altra persona, se era una persona affidabile, eccetera, 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 dove si trovava il posto segnalato, eccetera, eccetera. Se questa non è una schedatura, è una delazione, non so come altro definirla. E questo modulo circolava ovviamente sulle chat, su WhatsApp, nel web, quindi e chiunque poteva accedere e fare la sua delazione quotidiana, perché poi qualcuno da qualche parte avrebbe valutato se c'erano o meno le condizioni per mettere in piedi delle attività contro questa presenza, attività generico. Tipo andare a sparargli, dargli fuoco alle case, che ne so. E chissà, attività. E ti dico di più, a me questa notizia è arrivata venerdì pomeriggio, quindi con un link su WhatsApp, con un link, quindi cliccando su questo link si apriva questo modulo, un modulo Google, quindi creato con Google Drive per la condivisione, e qualcuno l'ha creato e io ho fatto le mie ricerche per riuscire a capire chi c'era dietro, no? Sì. Non ci sono riuscita, ma nel pezzo uscito sabato mattina io non scrivo che avevo fatto delle ricerche per capire chi c'era dietro, ma lo fa molto bene una collega di Libero che scrive un articolo e lei spiega: guardate che io ho provato a scrivere le stesse cose che ho fatto io, a fare delle ricerche anche con l'intelligenza artificiale, ma non sono riuscita a trovare, diciamo, il creatore di questo link, ok? Sì. Lei lo scrive, io no, ha fatto bene a scriverlo, io descrivo soltanto, per modo di dire, questa schifezza e il contenuto di questa schifezza. Nella giornata di sabato, a un certo punto, questo modulo subisce nella parte iniziale una variazione, diciamo nella parte riassuntiva dove si spiegava il senso di questo modulo, aggiungendo che i dati venivano raccolti da questo Global Sumo Movement. Poi nel pomeriggio, le prime ore del pomeriggio di sabato, il modulo viene cancellato, probabilmente perché intanto la polemica stava montando, perché i giornali, almeno quelli di destra, ne avevano parlato, gli altri il nulla. Qualche agenzia, escono le dichiarazioni ovviamente di alcuni esponenti della comunità ebraica italiana, nonostante fosse sabato, ovviamente hanno infranto tra virgolette lo Shabbat per dichiarare questa cosa, e quindi a un certo punto questa roba scompare, viene cancellata. Noi non sappiamo allo stato attuale, perché non abbiamo informazioni in merito, quindi non posso dirlo se è stato cancellato dai creatori, se è stato cancellato per iniziativa di una procura, della polizia postale, non lo sappiamo solo che è stato cancellato. Non sappiamo neanche se ci sono delle indagini in corso, questa roba qui probabilmente lo sapremo dopo, ma comunque resta il dato, e resta anche un altro dato politico. Sabato questa roba qui non ha raccolto molte condanne, poi nel pomeriggio di ieri sono venute fuori e siamo tutti lieti, ma nella giornata di sabato reazioni poche. Se la sono presa con comodo. Sì, se la sono presa con comodo. Il fatto non è stato molto molto elegante da parte della politica trasversalmente, ok? Io non ho, come dire, timore a dire che è stato un atteggiamento trasversale della politica, e nel mio pezzo che è uscito ieri mattina io dico chi ha parlato, e sono in 3, e tutto il resto non ha parlato. Esatto. E quella è la grande cosa. Quindi poi ieri, dal pomeriggio di ieri, insomma più o meno l'ora di pranzo, hanno cominciato ad uscire delle dichiarazioni, e siamo tutti contenti che questo sia accaduto, ma in un primo momento
la freddezza, il silenzio di sabato ci ha lasciato un po' perplessi. Vogliamo, come dire, pensare che questo silenzio sia dovuto a distrazione, era sabato, magari si andava al mare, sai com'è, fa caldo, Certo. luglio, e allora sicuramente sarà stato per questo, però diciamo che insomma non tutta la politica, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, e se sbaglio sono pronta evidentemente a fare mea culpa, non mi è parso di vedere qualcosa tipo Sinistra e Libertà, i Verdi, 5 Stelle, questi non mi è sembrato di vederli. Hanno parlato alcuni esponenti del PD legati a Sinistra per Israele, poi ovviamente Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega. L'esponente della Lega ha parlato già sabato, era uno degli unici che ha parlato, e l'ho riportato nel giorno, non perché siamo in questa radio, ma perché è un fatto di cronaca. Certo, ci mancherebbe. E poi per il resto, non so, i difensori dei diritti, quelli che durante le giornate della memoria ricordano, fanno dichiarazioni di circostanza, vanno ad Auschwitz, questa gente qui quelli che dicono mai più, io questa gente qui non l'ho letto dichiarazioni, ma posso sbagliare, quindi per carità di Dio, ripeto, sono pronta a essere sconfessata, ma io non so se tu sei trovato qualcosa. No, francamente no. Però Francesca, la cosa più inquietante di questa nostra conversazione e delle cose che tu riferisci è che qui stiamo passando a un altro livello. Cioè, tu giustamente citavi questi del BDS, cioè il boicottaggio dei prodotti israeliani. Ti dico solo che c'è una fermata dell'autobus qui a Castano Primo, nel viale che porta fuori paese, e c'è l'hashtag BDS. Qualcuno con lo spray rosso ci ha messo BDS. Quando arriva persino in un paese di 10.000 abitanti al profondo nord, capisci che ormai la metastasi è in corpo, è in circolazione. Sì. Ma vabbè, BDS, Roger Waters, tutte le stronzate che dice Waters da decenni contro Israele, eccetera, eccetera. E vabbè, si fa per dire. Certo. Ma qui siamo oltre il semplice boicottaggio o il semplice, tra virgolette, odio nei confronti di Israele. Cioè, qui siamo alla schedatura delle persone. E quando tu schedi una persona, non la stai schedando perché poi vuoi fare qualche manifestazione. Perché con l'aria che tira, ribadisco, se tu vai schedando dove vanno gli israeliani, dove fanno le vacanze, eccetera, eccetera, poi magari capita qualche farabutto in qualche stanzino che confeziona una bomba col tritolo e gliela va a mettere. Esatto. E allora io spero e prego davvero che l'antiterrorismo italiano e i nostri servizi segreti siano riusciti a mettere il sale sulla coda di chi ha avuto questa alzata d'ingegno, perché io lo vorrei vedere in faccia e poi gli vorrei vedere mangiare galera senza remissione di peccato. Perché quando si arriva a questo significa alimentare il terrorismo. Io penso, scusa il termine, a tutti i coglioni che hanno riempito quel modulo e che sono degni eredi degli altri bastardi che denunciavano di nascosto gli ebrei al Tribunale Speciale per la Difesa della Razza, perché sono la stessa infame genia. Ecco, questa gente non capisce che potrebbe, attenzione, condizionale, potrebbe aver partecipato a un'operazione per armare la mano di qualche terrorista. Sì. Perché è lecito ipotizzarlo. Certo che è lecito ipotizzarlo, è lecito anche temerlo. Okay? Certo. Perché poi queste persone purtroppo hanno un grande problema, confondono il governo di Israele con gli israeliani, con gli ebrei, che sono due cose distinte, ok? Sì. E purtroppo questa cosa
è talmente diventata capacità di non ragionamento, perché la propaganda di Hamas, la propaganda Propal è stata, da questo punto di vista sono stati tra virgolette bravissimi. Sì. E Israele, lo abbiamo sempre detto, da questo punto di vista invece ha perso. E quindi tutto quello, davanti a questo articolo, l'ho pubblicato sui miei social, c'è gente che mi scrive ma lei dovrebbe andare a Gaza. Cosa c'entra? Non c'entra per vedere niente. il genocidio, cosa c'entra? A parte che non c'è nessun genocidio, A parte che non c'è nessun genocidio, ma cosa c'entra andare a Gaza? Allora i morti di Gaza hanno una dignità e i morti ebrei non hanno una dignità. Allora siete voi i nazisti. Certo che lo sono. Siete voi nazisti, perché per me i bambini morti hanno pari dignità. Non esiste un bambino morto in Israele che abbia più dignità o meno dignità di quello palestinese, dei bambini ucraini e tutti i bambini coinvolti nei conflitti. Però sono ritornata da Israele meno di una settimana fa, la notizia di 12 bambini colpiti da un missile in un villaggio druso nel nord di Israele, morti mentre giocavano in un campetto di calcio. Questi 12 bambini drusi, ok? Non ne parla nessuno. Questi bambini potevano, e in questo villaggio abbiamo incontrato una mamma, la mamma di una bambina, che non so chi è che le dà la forza per incontrare persone e raccontare la storia di suoi figli e degli altri bambini che insieme a lei sono morti, colpiti da un missile di Hezbollah, lo voglio ripetere perché deve essere chiaro, colpiti da un missile di Hezbollah mentre giocavano in un campetto sportivo vicino casa, c'è il buco ancora. Questi 12 bambini non parla nessuno. Questi che cosa sono? Sono i figli di chi? Figli di nessuno, i figli della parte sbagliata. Ecco, e io non si parla. No, ma figurati, io sono pronto a scommettere che nel cuore di certa gente c'è anche chi ha gioito di queste morti. È molto probabile. Cioè, è molto probabile. Quindi i rapiti del 7 ottobre, quelli che sono sopravvissuti, che probabilmente in cuor loro non avrebbero neanche voluto sopravvivere perché oggi non riescono a vivere, ok? Quelli che colpa hanno? Di essere ancora vivi. Di essere ancora vivi, tenuti per un tempo infinito nei tunnel. Tutti quelli che sono usciti sono scioccati, poi c'è chi reagisce in un modo che in un altro, ognuno ha le sue reazioni, per carità, ma e le persone che hanno ricevuto il corpo dei familiari, questi che cosa sono? E però ti rispondono, ma no, devi andare a vedere Gaza, come se Gaza, quello che accade a Gaza fosse, come dire, qualcosa che... La giustificazione. È inspiegabile, è terribile questo meccanismo. Sì, è tremendo. E il bello è che lo ripetono pappagallescamente, perché è inutile impiantare una discussione, cercare di spiegare, di dire ragazzi guardate ma che questi dati li dà il Ministero della Salute di Hamas, non c'è nessuna verifica di queste cose. La stessa Albanese ha detto ma sì, qualche dato che ho avuto me l'ha detto Coso, me l'ha detto Coso però non è una fonte. No, perché pure a me può averlo detto Coso, quindi quando ti invitano ad andare a Gaza, invitano i giornalisti ad andare a Gaza, io ci andrei volentieri, non si può andare a Gaza, ma chi ti invita ad andare a Gaza? A Gaza c'è stato? Dà per buono quello che esce da Gaza manipolato da Hamas. Quindi ragazzi, su quello che accade a Gaza siamo tutti nello stesso piano, tutti allo stesso livello, noi non sappiamo cosa succede a Gaza perché non possiamo entrare. Io sono arrivata a 2 chilometri da Gaza, ma non si può entrare a Gaza. Ho visto lo skyline di Gaza e detto fra me e te, non lo so, lo skyline raccontava un'altra storia, però erano 2 chilometri, quel giorno c'era anche un po' di foschia, quindi magari non ho visto bene, ok? Certo. Non avevo un cannocchiale, non avevo un binocolo, non avevo un teleobiettivo, non avevo nulla di tutto questo. Ho fatto delle foto col telefono, ma c'era foschia, però non lo so, lo skyline raccontava un'altra storia, ma ripeto, l'immagine è un'immagine discutibile, va bene? Sì.
Poi sono andata da un altro punto di osservazione più alto, in quel caso erano 8 km in linea d'aria. Lo skyline era lo stesso, ma anche lì c'era un po' di foschia, 8 km di distanza in linea d'aria. Vabbè, mi pongo delle domande ma non ho delle risposte. Ma lo skyline non era così drammatico, però visto da lontano non si può entrare a Gaza. Beh, certo. E allora, davanti a tutto questo, chi dà per scontato quello che sta succedendo a Gaza, insomma, quantomeno farsi delle domande, ok? Poi puoi essere pro-Palestina, puoi essere pro-Israele, ognuno sceglie, ma fatti delle domande, ne vale la pena per la tua intelligenza, non per la mia, perché le domande sono sempre domande, le domande sono sempre qualcosa che non è mai superfluo, e quindi è un favore, mi rivolgo a tutti i è un favore che fai alla tua intelligenza, farti delle domande, provare a darti delle risposte, provare a capire finché non potremo entrare a Gaza. Quando potremo entrare a Gaza, poi dopo prenderemo atto con la cronaca, facendo cronaca, e quindi non congetture, non così posizioni ideologiche tout court. Poi dopo potremo effettivamente dire se una cosa è in un modo o in un altro, ma fino a quel momento no. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma sai, anche qui quando potremo fare cronaca, attenzione, perché nell'85 io ricordo Tiziano Terzani scrisse un famoso articolo su Repubblica in cui si pentiva di certe corrispondenze dal Vietnam, e lo spiegava, perché dice: anche se l'esercito americano mi dava l'informazione e l'informazione era corretta, io comunque tendevo a non fidarmi, perché erano gli americani a dirmelo. Certo. Se Israele dice: guardate che questi qui sotto gli ospedali protetti dalla Convenzione di Ginevra ci tenevano le armi, ci tenevano i depositi, usavano le ambulanze per trasportare le armi e così via, nessuno gli crede, però è un fatto. Israele, certo. Però è un fatto. Ed è un fatto che Hamas si sia pestata per prima il diritto internazionale sotto ai piedi. Però stranamente questo non riesce a passare. Passa tutto il ciarpame di cui ha parlato la albanese, equiparandoli a partigiani, a resistenti, parlando di colonialismo. Quando mai Gaza è stata ceduta da Israele ai palestinesi? Esatto. E guarda caso, da quando è entrata Hamas, questi qui non hanno avuto un momento né di pace, né di sviluppo, né di progresso, perché questi qui, con tutti i soldi che gli ha dato anche l'Occidente, inclusa l'Europa, hanno costruito i tunnel, hanno costruito le armi, hanno progettato il 7 ottobre e lavorato al servizio dei loro amichetti di Teheran, perché questo non va dimenticato. Ma no. Ma questo purtroppo non viene raccontato. Il mainstream propone una versione totalmente legata a un racconto che noi non possiamo verificare, non abbiamo fonti indipendenti che ci raccontano quello che accade a Gaza, abbiamo dei filmati che arrivano da qualcuno di Gaza e non sappiamo questo qualcuno, giornalisti di Al Jazeera, ma sono tutti palestinesi. Ora, per carità di Dio, non è che voglio mettere in discussione le cronache di questi giornalisti, ma prendiamole con il dovuto, perché il giornalista palestinese umanamente è coinvolto. Certo, anche quando non è appartenente ad Hamas, esatto, perché è successo anche questo. Deve essere sempre appartenente ad Hamas, però è umanamente coinvolto ed è comprensibile che sia umanamente coinvolto. E ti racconto un fatto per dirti quanto poi anche il cronista a un certo punto non riesce a mantenere, un fatto personale che ho vissuto in questi giorni in Israele, quanto poi è difficile mantenere il distacco davanti a certe cose. Siamo entrati in un kibbutz, nel kibbutz a 2 chilometri da Gaza, assaltato da Hamas. Ecco, lì io ho avuto veramente grandissima difficoltà a mantenere quel distacco che il cronista dovrebbe avere davanti a certe cose, ma vedere
la devastazione creata da Hamas, che è rimasta così com'era, vedere le sventagliate di Kalashnikov dentro le case, i segni delle granate dentro le case, il sangue, l'odore di carne bruciata che ancora continua a essere presente, così come delle folate ogni tanto ti assale, il sangue, gli incendi che hanno devastato quelle case, le macchine bruciate dei ragazzi del Nova Festival, incontrare i sopravvissuti del Nova Festival che ti raccontano la loro esperienza, una ragazza che è rimasta per ore accanto ai corpi dei suoi amici morti, la paura, lo shock, la mamma che ti racconta la figlia che ha perso, una delle persone sopravvissute del kibbutz che ti porta come un macabro giro turistico a visitare le case bruciate, distrutte, saccheggiate, date alle fiamme da Hamas con, ripeto, il sangue, l'odore di carne bruciata. Le case sono rimaste esattamente come erano. Sai cosa c'è in più? La foto della persona morta che viveva in quella casa. Il Nova Festival è una distesa di foto di ragazzi che erano lì e che sono stati uccisi quel giorno. E c'è un cimitero delle macchine dove hanno raccolto tutte le macchine sia dei ragazzi del Nova Festival che i mezzi usati da Hamas, questi pick-up enormi con la mitragliatrice attaccata dietro, quindi non è nulla di occasionale, pick-up importanti, non pick-up da due soldi. Sì, belli grossi. Ok, tutto questo ti crea, è difficile mantenere il distacco, è molto difficile, veramente molto difficile, quando senti e vedi queste cose, quando vedi queste persone che si impegnano per continuare a raccontare affinché la memoria non svanisca, perché il rischio è quello, perché quel kibbutz lì, come tutto il resto della devastazione, come il villaggio druso dei 12 bambini morti, ma chi ne parla? Nessuno. Chi ne parla? Ed è un dolore enorme vedere una mamma che col sorriso misto alle lacrime ti parla di sua figlia, di Alma, che giocava lì con la maglia, con la sua foto, e poi attaccate a una parete le foto degli altri bambini e quel campetto che stanno cercando di sistemarlo per farlo diventare un memoriale. Hanno isolato e circondato, recintato la parte del buco creato dal missile, dove lì sono morti quei bambini e il missile arrivava dall'altra parte della montagna dove c'è Hezbollah. Va bene, però il genocidio è a Gaza. Certo. È orribile. È veramente terribile. È orribile, davvero. Francesca, senti, che cosa dobbiamo aspettarci dopo una tale esibizione di idiozia che tu hai raccontato? Io non sono molto fiduciosa, ho il timore che questa cosa sia solo l'anello di una catena di violenza e di odio che difficilmente disinnescheremo se la politica tutta, proprio internazionale, continuerà a trattare il conflitto israelo-palestinese come una questione di voti. Sì. Perché così è. E allora tu dici o non dici determinate cose in base all'umor del tuo elettorato, a quello che potrebbe non piacere al tuo elettorato, e quindi Gaza e Israele diventano qualcosa che entra nelle nostre elezioni, che entra nelle urne elettorali, nelle nostre schede elettorali, e quindi da lì poi si decide se essere da una parte, dall'altra, se dire o non dire certe cose, se esprimere o non esprimere condanna per un modulo di questa schifezza. E questo è il problema. È lì che la politica internazionale sbaglia. Stamattina leggevo un articolo che descriveva l'umore degli americani rispetto alla guerra che gli americani stanno conducendo contro l'Iran, e come dire, il fatto che gli ultimi 2 soldati americani uccisi hanno polarizzato ancora di più la visione degli israeliani contro Israele, e quindi come se gli americani stessero combattendo una guerra per conto di Israele.
Io non credo che sia così, io credo invece che la guerra tra Stati Uniti e Iran è una guerra che comunque nei fatti va avanti da decenni, ma comunque chiunque andrà a fare la campagna elettorale per il midterm, questo lo metterà nella sua campagna elettorale, quindi Israele potrebbe diventare oggetto di campagna elettorale negli Stati Uniti, così come lo è da noi, così come lo è in tutta Europa, e questo è il grande rischio. Questo polarizza ovviamente anche e autorizza le reazioni di questi idioti, perché hanno chiamati con il loro nome, di questi idioti che hanno creato, pensato e messo online questo modulo per mappare il turismo sionista in Italia. La politica, secondo me, dovrebbe fare una grande riflessione su questo e provare a dare messaggi che siano messaggi equilibrati, non messaggi elettorali, però da quello che vedo, insomma. Beh, diciamo che il panorama non è certo consolante. No. Confidiamo in tempi migliori. Francesca, io ti voglio ringraziare come sempre, grazie ancora del tuo tempo e del tuo coraggio. Grazie a te, buon lavoro, e grazie a te per aver condiviso questa cosa. Non tutti lo hanno fatto o lo faranno, quindi grazie anche a te per il tuo coraggio. A me non me ne frega niente, a me interessa fare il mio mestiere, e il mio mestiere è dare le notizie, e questa, cavolo, se è una notizia, pericolosamente notizia, cara Francesca, per cui siamo qua per questo. Grazie. Grazie a te, buon lavoro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Perfetto, grazie Natalia. Alle 19:12 minuti e 48 secondi. Questo era, come sempre, Juan Manuel Serrat, Cantares del 1969. Significa che tra poco arriva Carla De Bernardi con la sua bellissima rubrica sul cammino di Assisi. Noi chiudiamo con le ultime notizie. L'ANSA: in 6 coinvolti per la morte di Fakir, il PM applica lo scudo, la famiglia non indaghi la polizia. Londra: Starmer è dimesso, Burnham nuovo premier, restituire la stabilità al paese. Ancora, nello scenario dell'antica Roma, in un video fatto con l'intelligenza artificiale, Vannacci vestito da imperatore
ordina la morte dei nemici politici. Io ne farò uno vestito da Napoleone che divento imperatore del mondo. Trump, Netanyahu, così c'ho pure io 15 minuti di popolarità. Trump, Netanyahu non sarà arrestato in nessuna circostanza negli Stati Uniti d'America e volevo ben vedere. Vincitore del Super Enalotto Cercasi, vale 569.000 euro, la schedina giocata a Bari il 14 di maggio e non riscossa. Maximulta UE ad AliExpress, non ha fermato prodotti illegali, carenze nei controlli su merci non conformi, la replica, sanzione sproporzionata. Il Papa a sorpresa ha visitato l'abbazia di Monte Cassino. Con questo do la linea alla nostra Carla De Bernardi, dopodiché ci salutiamo con Manolo Escobar che vive Spagna del 1973 in onore dei nuovi campioni del mondo che sono arrivati a vincere per la seconda volta la Coppa. Ci auguriamo che nel 2030 la vinca l'Italia, insomma almeno andiamo a 5, pareggiamo col Brasile. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, eccola qua, elegantissima come sempre, la nostra Carla De Bernardi. Siamo alla penultima puntata, signore e signori, di questo nostro cammino verso Assisi. Poi eventualmente, se c'è qualche puntata di recupero, l'avremo nel corso di Capitaneria di Porto dal 3 agosto in poi. E allora, cara Carla, buongiorno, bentrovata. Dove andiamo oggi? Oggi, te lo dico subito, andiamo da Laverna. Aspetta, perché sto regolando il volume sul mio computer perché sono a 94, mi sto diventando sorda. Ecco, regolati il volume che così, no? Ecco. Allora, Perfetto. andiamo, sempre con l'aiuto del mio libro, perché ripeto, passati tanti anni ci si ricorda e non ci si ricorda. Esatto. Allora, partiamo da Laverna, dove avevamo Sì. detto che siamo stati la sera prima, ti ricordi, abbiamo recitato il Sì. Conte Ugolino, abbiamo bevuto le cose dei frati, ci siamo Intanto entusiasmati, mostriamo la un Luna po' tutte le Rossa. foto che hai mandato, poi le chiameremo Ecco. una dopo Però l'altra. se tu me le metti come fai di solito una via l'altra, tutta la Sì. colonnetta, Ok, se riesco a vedere tutta la colonnetta ti dico quali aprire. perfetto. Allora andiamo con la colonnetta e in particolare, eccoci qua, condividi, tac. Questo lo possiamo togliere e possiamo andare con la colonnetta. Dimmi Ecco. tutto. Allora, torniamo alla Verna, perché vi avevo promesso appunto delle foto della Verna. Questa è la... Scusa, torna a quella di prima? No, quella di prima. Quella di prima la devo ritrovare, questa. Questa è la Verna vista da sotto. Quando hai attraversato la foresta, dove ti ricordi avevamo trovato la ghiacciaia, eccetera, eccetera, ti trovi questo davanti e dici come faccio ad arrivarci? E prendi una strada a tornanti, che è fatta anche dalle macchine, e arrivi alla Verna e per strada incroci, te l'ho fatto vedere, la fontana di Campari. Sì, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. Il Campari, queste fontane qui le ha distribuite in tutta Italia, ce n'erano mi sembra una ventina se non ricordo male, adesso ce ne sono 4 o 5. Una è questa, l'altra io l'ho vista a Brunate andando a fare una passeggiata da Brunate a Torno e quindi ne ho viste 2. Immagino che questa non ne dà Campari, non ne dà Bitter. No, questa purtroppo no, però tu sai che sul Cammino di Santiago c'è una fontana che dà il vino. Sì, quella l'abbiamo vista e non vedo l'ora di andare fino a lì, detto tra di noi. Esatto. Allora si supera questa fontana, si arriva alla Verna, dove vi ho parlato del corridoio delle stimmate, che è quello lì, mi pare, o comunque questo è un punto del santuario, mi sembra sia il corridoio delle stimmate, ma non ci giurerei, e però ti ho fatto vedere anche un orologio perpetuo. Sì, dovremmo... nel museo. Eccolo. Ecco, questo è un orologio perpetuo che c'è nel museo, dove ci sono anche
te l'avevo detto, quelle, come si chiamano, bicchieri di legno con cui facevano le votazioni con i pallini bianchi e i pallini neri. Sì. Ne abbiamo parlato l'altra volta. E poi a Laverna, vedi, c'è una chiesetta che è Santa Maria degli Angeli, e questo qui era la mattina che ci siamo svegliati, che era tutto immerso nella nebbia, pur essendo i primi di settembre. Bello, E mi quindi piace questo è proprio- perché colori molto delicati, sembra quasi una fotografia di inizio Novecento colorata a mano. Esatto, e questo invece il colore anche degli alberi, vedi, l'aveva tolto la nebbia, che poi si era diradata ed eravamo andati giù verso Caprese Michelangelo. Poi c'è una foto delle suorine che servivano al refettorio. Ecco, Eccola. vedi il refettorio questo in realtà è il ristorante, il refettorio dei pellegrini è separato, Sì. e comunque le cameriere a Laverna sono il servizio, perché le cameriere lo fanno le suore. Poi vediamo cos'altro c'è di Laverna, mi sembra basta. No, della No, Verna ecco, c'è la questo croce di Laverna bellissimo al tramonto. tramonto. E qui è proprio quel muretto lì che vedi, è quello dove noi ci siamo appoggiati a sbevacchiare l'amaro dei frati e a raccontarci la storia del Conte Ugolino, eccetera, eccetera, eccetera. Queste erano le foto di Laverna che avevo promesso, e invece poi, la mattina dopo, usciamo nella nebbia, scendiamo dalla stessa strada verso Chiusi della Verna e prendiamo la strada per Caprese Michelangelo. Sì. Dalla Verna parte l'altro cammino, quello che si chiama Di qui passò Francesco, di Angela Serracchioli, che non parte da Dovadola come abbiamo fatto noi da Forlì, dalla Romagna, ma parte proprio da qui. Però poi arriva a Poggio Bustone, supera Assisi, va a Spoleto, a Poggio Bustone, in altri posti, fa altre tappe oltre la Verna. Invece il nostro si ferma, oltre Assisi, il nostro si ferma ad Assisi. Poi nulla vieta di proseguire lo stesso su quello di Angela Serracchioli, ma il cammino di Assisi fatto con il nostro tragitto si ferma ad Assisi. Questa è la Verna, appunto, questa croce meravigliosa. Se non ricordo male era di legno, mi posso sbagliare, ma vedi dai contorni che si vede che non è netta? Sì, è di Io legno, me è la di ricordo legno. di legno, fatta di un grande tronco. Bene, allora scendiamo verso Chiusi della Verna Sì. e si fanno due percorsi diversi tra il nostro e quello di Angela. Quello di Angela passa dall'eremo del Cerbaiolo, invece il nostro passa da, per l'appunto, Chiusi della Verna e Caprese Michelangelo. Poi a San Sepolcro i due cammini si uniscono e a San Sepolcro arrivano ad Assisi praticamente paralleli. Noi oggi ci fermeremo a Caprese Michelangelo e a San Sepolcro, sì, a San Sepolcro, dove li ritroveremo gli altri pellegrini. Allora, intanto ti dico una cosa, una conversazione buffa che ho fatto con un mio compagno di viaggio che si chiama Luca, che è quello che durante una salita mi aveva tirato su col bastone perché non ce la facevo a Biforco, non so se ti ricordi. Sì. Mi ero attaccata al suo bastone e lui mi aveva fatto salire sempre a tornanti perché non riuscivo ad andare dritta. E lì, quel giorno lì, invece mi metto a raccontare a Luca, non so perché mi era venuta questa ispirazione, e dico: Luca, ti rendi conto che noi passiamo, tranne le ore di sonno, che sono poche, passiamo tutta la giornata in piedi, in stazione eretta, quindi in verticale, mentre durante la nostra vita normale stiamo seduti o in ufficio o in macchina o in metro o che ti posso dire, su una poltrona davanti alla televisione, siamo sempre seduti. Il fatto di stare sempre in verticale facilita, secondo me, gli dicevo, l'uscita del cibo, perché entra dalla bocca e va direttamente Per all'altra forza di uscita. gravità, diciamo. Esatto, perché io mi sono accorta, gli dico, che le mie funzioni sono molto più, come dire, regolari che non in città, perché evidentemente questo camminare con la bocca direttamente collegata, non dico cosa, fa sì che il cibo abbia un percorso molto più veloce, vabbè, sta nello stomaco il tempo che deve, poi quando esce praticamente lo spari fuori molto rapidamente. E Luca mi dice, in effetti si mette a ridere, e mi dice: non vedi che io ogni tanto sparisco dietro un cespuglio? E io gli ho detto: ma lo facciamo tutti, di solito quando vedi e capita e ti viene da ridere, in lontananza un cespuglio da cui sporge solo una testa,
tu sai perfettamente cosa sta facendo quel pellegrino lì. E se stai in attesa malignamente per vedere se è vero, dopo un po' il pellegrino si alza e se ne va, perché era seduto a fare determinate cose. È chiaro che adesso non entro nel merito dell'igiene, del fatto che devi comunque raccoglierla come fosse quella dei cani, no? Non è che la lasci Certo. lì. Però se sei in un terreno la sotterri e quello fa concime, quindi tutto torna alla terra. E ridevamo di questa cosa qua. Poi arriviamo a Chiusi della Verna, dove dobbiamo fare la sosta di mezzogiorno e lì c'è un eremo, che non è un eremo molto, molto confortevole, diciamo, è un eremo molto semplice. E per arrivare lì saliamo a 1263 metri a quella che si chiama la cima del cammino. Probabilmente è la cima più alta, è l'eremo della Casella e si chiama la cima del cammino. E vedi, ci sono queste torri di avvistamento che servono anche per avvistare gli animali, ma soprattutto per avvistare gli incendi. E ne trovi tante in quel territorio lì, ne trovi parecchie. E sono anche quelle che fanno parte del paesaggio, vedi, sono in legno, non disturbano, non sono, come ti posso dire, come potrebbe essere un palo della luce, o sono delle scalette. Infatti siamo saliti su e abbiamo fatto delle foto. Io, come ti ho detto, purtroppo molte foto le ho perse e quindi non ci sono. Arriviamo a questo eremo, che era stato restaurato in memoria di un ragazzo che era morto in un incidente stradale, e poi lì, alla cima del cammino, si racconta che San Francesco, quando lasciò la Verna l'ultima volta, che andò poi alla Porziuncola dove morì, ad Assisi, in quel punto, alla cima del cammino, c'è una croce di legno, lui si girò, Francesco, e disse le seguenti parole: "Addio Monte di Dio, addio Monte Alvernia". Lui lo chiama Monte Alvernia. Il nostro amico Giovanni, che faceva il giullare, sale su una pietra e declama questo addio: "Addio Monte di Dio, addio Monte Alvernia". E noi tutti a sorridere di questa performance teatrale e poi proseguiamo. Proseguiamo e facciamo un picnic, poi ci addormentiamo sul prato, insomma tutte quelle cose che succedono sul cammino di Assisi, perché non hai, come ti ho detto, le tappe intermedie non sono, come si dice, interrotte da locali, bar e ristoranti come succede sul cammino di Certo. Santiago. E quindi tu parti con tutto il picnic, e ho sempre raccontato di Giovanni e l'altro ragazzo, come si chiama, quello che lavorava al supermercato, l'esperto di funghi, che si portavano dietro il bottiglione da 1,5 litri di vino, perché non trovi niente sulla strada, e devi portarti anche tanta acqua perché non trovi neanche fontanelle. Facciamo questo picnic, poi ci riprendiamo e scendiamo a Caprese Michelangelo. Sì. Scendiamo a Caprese Michelangelo dove perché si chiama Caprese Michelangelo? Allora, Chiusi della Verna e Caprese Michelangelo si sono dibattute per anni, forse per secoli, la nascita di Michelangelo, un po' come la nascita di Omero, no? Che la Certo. dicono. Perché cosa succede? Che quando nasce Michelangelo nel 1475 o 74, attenzione, perché l'uso fiorentino all'epoca era di iniziare l'anno al modo pisano, quindi il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione. Michelangelo nasce il 6 marzo del 75, però secondo l'uso fiorentino, perché appunto partiva da un'altra data. Firenze aveva annesso Arezzo all'epoca, quindi nel 1384, quindi era governata Arezzo insieme come si chiama, di Firenze, che governava anche Arezzo, e questo podestà stava 6 mesi all'anno a Chiusi della Verna e 6 mesi all'anno a Caprese, che allora si chiamava Caprese. Era un'unica giurisdizione, quindi il podestà si spostava 6 mesi e 6 mesi. Quando nasce Michelangelo, il padre, che si chiamava Ludovico Leonardo, aveva preso questo incarico il 6
75 per l'appunto, 74 per il modo pisano. E quando nacque suo figlio Michelangelo, non si sa se lui era a Chiusi della Verna o era a Caprese, Michelangelo. E quindi questi due si sono messi a litigare. Però alla fine si è deciso e ha vinto Caprese, che ha aggiunto il nome al suo toponimo Michelangelo e si chiama così, perché se guardiamo le tre, come si chiamano, opere che ti ho mandato di Michelangelo, Sì, in un'altra mail ti avevo mandato 3 opere di eccolo qua, Michelangelo, abbiamo il eccole qua. crocifisso, Allora, questa è la crocifissione di San Pietro, poi ci dovrebbe essere poi abbiamo questo la qua, creazione la creazione, e questo e è poi, la creazione di Adamo, sì. Poi c'è il c'è Tondodoni. il Tondodoni, eccolo qui. Allora, cominciamo dal Tondodoni. Vedi che sullo sfondo c'è una rocca Sì, grigia, molto leggera, dietro a tutte le figure? sì, Quella è la Verna. Quindi chi sosteneva che lui è nato a Caprese dice perché vedi Michelangelo dipinge la Verna davanti a sé, non potrebbe dipingere la Verna in questo modo se fosse alla Verna. certo. Lui potrebbe anche averlo fatto, diciamo, in un altro momento, non è importante, però queste 3 testimonianze, perché adesso guardiamo le altre 2, Sì, guarda la crocifissione di San Pietro, eccola, ecco di nuovo la rocca vedi? qua. Eccola di nuovo, e poi guarda poi anche nella conversione di San Paolo, che sono i Musei Vaticani, e poi creazione di Adamo nella Cappella Sistina. Sì, c'è La questa vedi? Questa volta a citazione. sinistra, questa Sì, volta la rocca a sinistra. sì, Però lui mette sempre la rocca di Laverna, come se la vedesse da lontano. Se fosse nato a Laverna e abitato a Laverna, non la metterebbe come sfondo. Questo è quello che no, hanno sostenuto tutti, finché appunto è stato dato il nome, è stato detto benissimo, allora lui dipinge sempre Laverna da lontano e quindi lui è nato a Caprese. Caprese Michelangelo. Ti ho fatto vedere la porta, c'è la porta della casa natale di Michelangelo, una porta con un calco in gesso di 2 mani fatte da sì, lui. La casa di Michelangelo non ha dei grandi tesori, però ha molti calchi in gesso, tra cui questo delle mani. E poi c'è la camera da letto dei coniugi Buonarroti, che è in stile rinascimentale, perché stiamo parlando appunto del 1475. 75. E questo invece cos'è? No, questo invece sulla strada, quando siamo partiti poi da Caprese per San Sepolcro, abbiamo visto questo cane sulla porta del cimitero ed è una di quelle foto che fai perché poi ti ricordano qualcosa, no? Questa è la puntata successiva. Mm. Quindi da Caprese abbiamo visitato la casa di Michelangelo, poi abbiamo capito questa storia perché Caprese vince il titolo di Casa Natale di Michelangelo e poi ti ho voluto far vedere le opere, così anche chi ci ascolta può capire questa cosa qui. La mattina dopo da Caprese partiamo e andiamo a San Sepolcro. Sì, Allora, Giovanni, che era il nostro teatrante, ci raccontava sempre delle cose. Quel giorno lì ci dice che un'opera teatrale può essere fatta a 3, a 5 o a 7 atti. A 3 è quella famosa, no, aristotelica. Comunque lui per esemplificare una scena teatrale in 3 atti, e dice questa è una tragedia in 3 atti, è questa. Questa è la storia della mucca Vittoria, che è il prologo, primo atto. Morta la mucca, scena madre, finita la storia, epilogo. Questo era il suo esempio di tragedia in 3 atti, prologo, scena madre e epilogo. E tutti naturalmente noi a ridere. Poi ci ha fatto anche la scena in 5 atti, la scena in 7 atti, e dice che per esempio Cappuccetto Rosso è in 5 atti o in 7 atti, adesso non me lo ricordo. Insomma, ci ha fatto arrivare a San Sepolcro abbastanza velocemente. Fai conto che a un certo punto, mentre scendiamo, attraversiamo, era lì che vediamo le torri di avvistamento, il territorio che porta a San Sepolcro, a un certo punto incontriamo un fiume. E che fiume è? Il Tevere.
Però. Di lì passa il Tevere. Non mi ricordo esattamente in che punto, aspetta che diciamo, perché troviamo una, una spiaggia, a un certo punto troviamo proprio dopo la torre di avvistamento, troviamo una spiaggia pallida, come se sulle rocce si fosse depositata della polvere di gesso. La sabbia era spenta, il mare era grigio. Dopo un po' arriviamo in un punto molto più ameno sotto gli alberi e mangiamo, poi scendiamo e la discesa si srotola lungo il Tevere. E quindi arriviamo poi a San Sepolcro attraverso la periferia di San Sepolcro, che è molto brutta e molto lunga, però San Sepolcro è un posto che vale la pena. Questo è l'ostello di Santa Maria aspetta, come si chiamava? Santa Maria, adesso te lo dico, Santa Maria, vabbè, poi ci arriviamo, perché l'ostello per i pellegrini di San Sepolcro è in una casa rinascimentale adiacente alla cattedrale e è questa, cioè entri da questo lungo corridoio, le camere si aprono sul corridoio con busti e mobili antichi. Le camere sono camere con letti, con come si chiamano? Il copriletto di broccato rosso, le tende di broccato rosso. Che meraviglia. E i letti hanno lenzuola che paghi a parte, perché anche qui tu paghi il prezzo del pellegrino. Mi sembra che abbiamo pagato 10 o 15 euro per dormire qui, più le lenzuola se le volevi, che costano di solito 2 o 3 euro, se no dormi nel sacco a pelo. Io mi ricordo che ho preso le lenzuola perché volevo fare una roba opulenta. La mattina dopo siamo scesi in sala da pranzo per la colazione e c'era tutta una tavola imbandita con cornflakes, latte, yogurt, frutta, e c'era la nobildonna che è proprietaria di questo palazzo che l'ha messo a disposizione dei pellegrini a queste cifre da pellegrini e che ci ha raccontato la storia del palazzo, eccetera, eccetera, eccetera. Si chiama, aspetta, ma come si chiama? Aspetta, Santa Maria dei Servi, si chiama Santa Maria dei Servi la basilica annessa e anche questa si chiama, no, Santa Maria dei Servi è la basilica, il palazzo non mi ricordo, che forse non ha un nome, comunque è annesso alla basilica di Santa Maria dei Servi, che poi siamo naturalmente andati a visitare, eccetera, eccetera. Ha 5 camere, ti ho detto, copriletti di seta in stile Luigi XV, 2 bagni, un salotto enorme affrescato con un camino dove ci siamo messi la sera poi a leggere e dove hanno servito la colazione, ed è proprio un palazzo aristocratico dove tutto evoca cultura, arte, rinascimento, storia, rinascimento toscano. Ma naturalmente c'era anche la televisione e il computer, quindi è un posto che è moderno al di là di questo. Non ho mai visto un altro ostello così aristocratico, per capirci. Per cui abbiamo preso possesso delle camere, eravamo in 8, 5 camere, ci siamo divisi appunto le camere, dopodiché siamo andati a fare un giro di San Sepolcro e a San Sepolcro c'è un museo che ospita delle opere di Piero della Francesca, perché Piero della Francesca è nato lì. Ed è nato lì, mo ti dico in che anno, vediamo se riesco, tra il 1415 e il 1420 nasce lì Piero della Francesca, che è uno dei miei autori preferiti di sempre, non solo dell'epoca rinascimentale. Per esempio, la leggenda della Vera Croce ad Arezzo è una meraviglia, la Madonna del Parto, non mi ricordo come si chiama in un paesino, nella scuola di un paesino vicino ad Arezzo, la Madonna del Parto è a Focane, aspetta che lo guardo perché te lo devo dire. Madonna del Parto, adesso poi te lo dico, che è una delle opere più belle che io ho mai visto. C'è questa Madonna incinta con un ampio mantello, sotto il mantello ci sono 2 angeli ed è una Madonna a cui si vanno a raccomandare le donne per la fertilità, credo, o in prossimità del parto, non me lo ricordo. Adesso ti dico dov'è, perché io l'ho vista con i miei occhi, vediamo se me lo dice. Se la trovi sul web è una cosa meravigliosa. Vediamo un attimo. Aspetta, Madonna del Parto di Piero della Francesca. Allora, è a Wikipedia.
Eccolo qua. Maria è incinta. Sì. Monterchi, ecco, Monterchi che è un paesino vicino ad Arezzo, ed è il più famoso questo, perché Madonne del Parto ce ne sono tante. Questo è di solito veniva raffigurata con un libro chiuso sul ventre, allusione al verbo incarnato, invece in questo caso se l'hai trovata? Sì, sì, e ora la Andiamo a mostriamo vedere? pure. Direi proprio di sì, perché è di una bellezza, cioè ti viene la sindrome di Stendhal Eccola davanti qua. alla Madonna del Parto. Eccola qui, la vedi? Ha Sì, questo viso così bellissima. serio e così ineffabile, così, come dire, privo quasi privo di espressione, perché è un viso metafisico, non è un viso reale. E gli angeli stanno aprendo questa tenda e lei tiene la mano sul pancione. Di Piero a San Sepolcro ci sono parecchie cose. Intanto ricordiamo che lui scrisse De Prospectiva Pingendi, e quindi lui fu anche un matematico, e poi scrisse appunto De Prospettiva Pingendi. In un quadro dell'Ottocento lui è ritratto mentre parla con Luca Pacioli, che era un matematico concittadino suo, mentre detta a Luca Pacioli le regole della geometria. Sullo sfondo di meraviglia. questo quadro meraviglioso si vedono la Natività e il battesimo. È un quadro dell'Ottocento di tale Angelo Tricca, ma rappresenta proprio Piero che detta le regole della matematica della prospettiva a Luca Pacioli, che è un famosissimo matematico dell'epoca. Adesso non voglio fare confusione nel periodo, però siamo nel periodo proprio del Rinascimento. Possibile che Luca Pacioli abbia conosciuto Leonardo? Adesso non vorrei dire una castroneria di quelle gigantesche. Comunque, lui scrive le Prospettiva Pingendi, dove dimostra che, secondo Carlo Giulio Argan, la prospettiva non è una premessa, una parte dell'operazione pittorica, ma è la pittura stessa. Quindi per lui la pittura è prospettiva, che sarà poi quella, prima o dopo di lui, anche lì non voglio dire castronerie, che in architettura, come si dice, codificherà Leon Battista Alberti, no? Nel Museo Civico di San Sepolcro c'è il Polittico della Misericordia, che è una meraviglia, a metà, in mezzo c'è la Madonna, sempre con degli angeli, sempre con il suo mantello, e sotto il mantello questa volta non ha gli angeli, ma dei devoti del suo culto e i committenti di quel polittico, suddivisi in uomini e donne, quindi lì non c'era parità di genere al momento, non erano tutti assieme. Nella parte superiore, sopra la Madonna, c'è una crocifissione e ai lati della Madonna ci sono San Francesco e San Romualdo, che è quello che fondò, come ti ricorderai, il monastero di Camaldoli. Sì. E c'è un eremo di San Romualdo, non so dove, mi pare in Trentino, dove si va una volta all'anno salendo 1000 scalini. Io non ci sono mai andata, ma prima o poi ci andrò, se non muoio prima, che è un famoso eremo. Poi c'è la risurrezione, oltre al Politico della Misericordia c'è la risurrezione, e c'è Cristo che si alza dal sepolcro, Cristo quasi atletico. Spesso Cristo viene rappresentato con bei bicipiti, la tartaruga, dei bei pettorali, anche nella scultura. Mi ricordo una scultura del Monumentale di una tomba dove Cristo sembra proprio palestrato. E tante volte vedi Cristo che ha appunto bene in vista gli addominali, quella che appunto i giovani chiamano la tartaruga. Ai piedi della crocifissione ci sono i famosi soldati romani che se la dormono alla grande. Tu pensa che Aldous Huxley, che è un scrittore inglese, definì questo quadro la più bella pittura del mondo. Durante la guerra, un capitano americano inglese che si chiamava Anthony Clark aveva ordinato di distruggere con le cannonate questo politico. Poi si ricorda, lo racconta lui personalmente, questo capitano, si ricorda delle parole di Huxley, si ricorda che è stato detto che era il dipinto più bello del mondo e ferma l'ordine di abbatterlo a cannonate. Come gli fosse venuto in mente di dire evidentemente non aveva capito che era un capolavoro, però poi in qualche maniera era venuto a sapere, o qualcuno gli ha detto
che era il più bel dipinto del mondo, a detta di uno scrittore britannico, quindi del suo conterraneo, e decide di salvarla. Poi il Museo Civico c'è anche un San Ludovico di Tolosa, uno strappo, e lì è uno strappo particolare perché San Ludovico di Tolosa indossa il saio francescano, ma sopra un mantello vescovile, quindi lo vedi vestito col saio, ma poi col mantello rosso da vescovo e con la mitra in testa, bianca e Meraviglia. d'oro. E quindi è la povertà di Francesco, il saio, l'opulenza della Chiesa romana. Nella mano destra c'ha il bastone pastorale, quindi che se non erro si chiama mitra, e No, nella sinistra un libro. la mitra e La il mitra cappello. c'è il cappello. Sì, Il scusami, bastone no, si chiama appunto pastorale. No, sì, ma c'ha un nome, si chiama... Ferula. Adesso poi te lo dico. La No, ferula. No. no, adesso poi te lo dico. Vabbè, non è importante. In mano c'ha questo, quello, sai, quello tondo, quello col ricciolo. Sì. E nell'altra mano un libro. E lì io l'ho interpretato come l'eterna lotta tra la fede, l'incastro, non si chiama vincastro? Sì, però liturgicamente parlando si può chiamare ferula o pastorale. Ah, vabbè, allora chiamiamolo pastorale, io lo chiamo vincastro, ma va benissimo anche pastorale. E quindi libro e pastorale vuol dire la fede e la ragione. Quindi il saio, la povertà, la Chiesa romana, la fede con il pastorale. No, hai ragione, il vincastro è un'altra roba. Il vincastro serve per radunare le greggi. Ed è di solito fatto di legno di avellana, ce lo racconta D'Annunzio, ti ricordi? Certo. Il vincastro in legno di avellana è in settembre andiamo i miei pastori, lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, a un certo punto parla del bastone di avellana, e io che ho fatto la transumanza, il mio pastore Armando aveva in mano un vincastro di avellana. E quindi su Piero direi che possiamo chiuderla qua. Sì. Quella sera poi a San Sepolcro c'era una processione per San Rocco di Montpellier, che forse tu sai che San Rocco, oltre a proteggere i pellegrini, protegge dai terremoti, dalle calamità naturali, le epidemie, quindi viene invocato in caso appunto di epidemie, di terremoti, si ricorre a San Rocco di Montpellier. Basta, poi San Sepolcro abbiamo dormito lì in questo meraviglioso ostello e la mattina dopo siamo partiti per Città di Castello. Ecco, quel cane che ti ho fatto vedere, come ti ho detto, è all'uscita di San Sepolcro verso Città di Castello. Abbiamo finito? Direi di sì, ci restano ancora 6 minuti e 50. Allora, 6 minuti, se vuoi, possiamo andare anche andare verso San Sepolcro. Sì. Dove San Sepolcro le strade hanno tutte dei nomi molto carini, per esempio c'è Via dell'Amore, Via del Buon Umore, proprio le vie si chiamano così. Poi la prossima volta ti mando la targa di Via del Buon Umore, che ce l'ho. E incrociamo, passando davanti al cimitero, c'era questo bellissimo cane, un cane da caccia, che però era ferito a una zampa, quindi era lì fermo. Gli diamo un po' di carezze, però non abbiamo potuto fare molto per lui. Poi però è passato un signore del paese e ha detto: non vi preoccupate, adesso lo vengono a prendere, non vi preoccupate. A quel punto abbiamo imboccato un sentiero del CAI, Centro Alpino Italiano, che ci portava verso Città di Castello, passando dall'eremo di Montecasale, che sei già in territorio umbro. Lì devo dirti che non me la ricordo la strada, ma era scivolosa, impervia, mi continuavo ad appoggiare i bastoncini per non cadere. Da una parte c'era uno steccato perché c'era un burrone, quindi non era proprio un cammino, infatti era un sentiero del CAI, non era il sentiero dei cammini, ma non ce n'erano altri. Quindi da un lato era protetto per non cadere, però ti dovevi appoggiare i bastoncini perché c'erano sassi, era molto ripido, molto impervio. Finalmente, poi abbiamo visto dei caprioli, però abbiamo visto dei caprioli perché c'erano dei ruscelli, era molto molto bello, ma era molto molto impervio, quasi come quello che da Corniolo, che da Bagni di Romagna saliva a Corniolo, che era un altro sentiero del CAI tremendo. Però quando te li trovi li fai, perché la strada di Assisi è un continuo salire e scendere dagli Appennini, quindi non hai sempre il sentiero dei pellegrini, hai molto spesso il sentiero è tracciato dal CAI e lo riconosci perché c'ha
altezza occhi la fascetta sugli alberi bianca e rossa, no? Quello indica che è un sentiero del CAI. Poi invece il sentiero dei pellegrini e anche quelli lì del CAI, che naturalmente noi percorriamo come pellegrini, hanno la freccia gialla messa da Giordano per il cammino che ho fatto io, da Angela per l'altro cammino, e che è stato preso a modello dalla freccia amariglia, la freccia gialla di Santiago de Compostela. Quindi e però il cammino di Assisi ha anche come simbolo in verde stavolta la croce Tau. Quindi quando vedi la croce Tau, la bandiera bianca e rossa e la freccia gialla, sai che sei sul cammino di Assisi, che stai andando ad Assisi sicuramente, ma anche che sei su un sentiero da escursionisti, non sei su un sentiero da camminatori, per capirci, da pellegrini. E quindi siamo arrivati poi a Città di Castello, molto a fatica. E cos'è che dice qua? Allora, aspetta, perché io stamattina questa non me lo sono ripassata. Allora, arriviamo all'eremo, che è questo eremo che ti ho detto di Montecasale. Ah sì, c'è un cancello di legno che immette in un giardino pieno di fiori, adesso me lo ricordo. C'era l'eremo aveva un bellissimo giardino e un orto. E sul muretto c'è un San Francesco in bronzo che guarda il paesaggio. Anche questa purtroppo è una foto che è andata persa, però se uno mette eremo di Montecasale, magari per la prossima volta te lo cerco sul web, si vede questo San Francesco seduto sul muretto e noi ci siamo seduti tutti lì a chiacchierare con San Francesco e lì un tempo c'era un castello e l'eremo è stato costruito sulle rovine di questo castello, infatti si chiama Città di Castello. Francesco si fermò lì durante un viaggio dei suoi verso il Medio Oriente, stava andando in Siria, ma non arrivò mai in Siria perché il vento contrario lo costrinse a tornare indietro. Per fortuna non naufragò, ma finì sulla costa dalmata e dalla costa dalmata raggiunse Ancona, dove si imbarcò su un'altra nave come clandestino con un suo compagno. Furono scoperti, furono malmenati, ma si dice che fecero il miracolo di raddoppiare le provviste che scarseggiavano e di placare la tempesta, e quindi invece dopo essere stati malmenati furono festeggiati perché Francesco moltiplicò praticamente i pani e i pesci come fece Gesù e placò la tempesta con l'imposizione delle mani. E questa è la storia di San Francesco a Città di Castello. Poi incontriamo una fontanella che riporta i versi del Cantico delle Creature dedicata all'acqua, e c'era scritto Laudato si mi Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Preziosa scritto con la T. Lì c'è una chiesetta con una Madonna con bambino e c'è nell'eremo, dove si dice appunto si sia fermato Francesco, c'è il letto di Francesco, ma il letto di Francesco è di pietra e anche il cuscino è di pietra, capisci? No, il cuscino è in legno in verità, ma il letto è in pietra. Quindi Francesco in questo eremo, dove si fermò nel viaggio verso la Siria, dormiva sulla pietra con un cuscino di legno che in realtà è un cuneo di legno, no? È un parallelepipedo di legno. Abbiamo chiesto se era vero, lì c'è un parroco all'eremo di Montecasale, che è un eremo abbastanza grande, e ci ha detto di sì, che Francesco ha dormito lì. Siamo E negli non solo ultimi lui, 30 secondi. anche il suo amico San Bonaventura. Detto questo, da lì ci muoveremo dall'eremo di Montecasale, che è a metà strada, andremo la prossima volta a Città di Castello. Grazie. Grazie a te. Abbiamo ancora Città di Castello, Pietralunga, te lo dico, Pietralunga, Gubbio, Valfabbrica, Assisi. Abbiamo ancora 4 puntate, poi il nostro viaggio finisce. Grazie.
Avete ascoltato